Si è svolto a Raffadali presso lo Sport Center il primo torneo Memorial Nino Virone, assistente di polizia penitenziaria in servizio presso il penitenziario di Agrigento. Nel ricordo di chi ha saputo diffondere i valori di altruismo e generosità nel calcio e nella vita, a 2 anni dalla scomparsa per una tragica malattia a soli 32 anni, insieme all'Associazione Amici di Nino si sono sfidate le squadre composte da Polizia Penitenziaria, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. Il torneo assume una notevole rilevanza, visto che durante le 2 giornate era presente l'AIL, Associazione Italiana contro la Leucemia. Di delegato dalla Presidente per rappresentare l'AIL a questa manifestazione particolare che è un memorial su un ragazzo morto di leucemia. La mamma, in particolar modo i genitori, diciamo in genere, hanno scelto l'AIL come testimonial e raccogliere fondi per portare avanti l'AIL e progetti di ricerca, di soluzioni, di apporto alle persone che sono ammalate di leucemia, di cancro, portare i parenti di tutti coloro che sono ammalati a braccetto, diciamo, accompagnandoli in una situazione un po' delicata, però con l'esperienza dei volontari, l'esperienza della dottoressa, con i vari laboratori e quant'altro, cerchiamo di dare un apporto particolare a questi signori che hanno di questi problemi, ma lo scopo principale è la ricerca. La ricerca è fondamentale e noi raccogliamo i fondi per la ricerca, per portare avanti la ricerca, perché senza ricerca, signori miei, non si va da nessuna parte. Questo è lo scopo dell'AIL, fondamentalmente, che poi ci siano tante cose, tanti progetti, tante manifestazioni che portano a far conoscere l'AIL. Noi siamo sempre a disposizione, ma noi cerchiamo principalmente fondi per la ricerca e credetemi, la ricerca è fondamentale. Sì, 2 anni che è venuto meno un giovane che era molto presente nella società, lo testimonia la presenza oggi di molti nostri concittadini, di tutti i colleghi, tutti coloro che sono venuti qui per ricordarlo e testimoniando ancora una volta che chi nella vita si comporta bene e ha un comportamento morale e sociale che viene apprezzato da tutti, poi alla fine non muore mai, perché viene sempre ricordato. Oggi siamo qui in centinaia per dire che Nino è ancora qui vicino a noi e lo sarà per sempre. Ma io sono un amico di famiglia, il padre è stato per tantissimi anni, oltre che cresciuto nello stesso quartiere dove abitavo io da giovane, ma ho lavorato tanti anni nell'azienda di mio fratello, quindi conoscevo bene la famiglia. Diciamo che quando abbiamo saputo la patologia che il male che lo ha colpito, siamo rimasti tutti increduli e fino all'ultimo giorno non credevamo ancora che Nino era in quelle condizioni e che da lì a breve sarebbe venuto meno. È stato un dolore non solo per gli amici ma per l'intera comunità. Celebriamo questo evento per ricordarlo, una persona giovane, una persona che si spendeva per la famiglia, un ragazzo che veramente si spendeva anche per il lavoro, un ragazzo che purtroppo è stato, questa malattia lo ha stroncato completamente. Ricordo perfettamente perché è stato proprio l'inizio del mio arrivo qui a Raffadali. Lui si è avvicinato molto alla fede, si è avvicinato molto alla Chiesa, lui e la sua famiglia, e quindi il Signore gli ha dato anche la forza per proseguire il suo cammino nella sofferenza e nella malattia. Beh, devo dire, io l'ho avuto alle mie dipendenze nel reparto di Agrigento per un buon periodo, e tutti, dal comandante fino alle più giovani agenti, abbiamo apprezzato le doti di Nino. Una persona semplice, una persona incredibilmente disponibile e disponibile soprattutto con il prossimo, con i colleghi. Mai una smorfia, mai un no, mai
un rifiuto. Qualunque cosa tu dicevi a Nino, con quel sorriso che aveva un po' sornione, diceva sempre di sé. Questo è il ricordo che io personalmente, dal punto di vista professionale, poi un operatore di polizia eccezionale, molto puntuale, nonostante la giovane età, che offuscava anche qualche assistente capo anziano che ovviamente non la prendeva sinceramente molto bene. Però dico, queste erano le doti di Nino, no? Eccezionale sia come persona che come operatore di polizia. L'emozione che ho provato il giorno del funerale di Nino è stata, la ricordo anche come se fosse adesso, è un'emozione incredibile di una persona cara, proprio una persona cara che ti lascia, non solo un collega ma una persona, come ho detto poco fa, incredibilmente straordinaria. Quindi Nino ha lasciato il segno, il ricordo in tutti noi. Fino all'altro giorno se ne parlava in un momento di goliardità, così goliardico, allo spaccio, un momento di goliardia straordinario, perché proprio Nino viene assoggettato a quella persona soave, incredibilmente allegra, che era, come ho detto poco fa, sempre disponibile.